prima di iniziare la sfilata, ricordarvi che in sfida questa sera non ci sono solo le Miss, ma ci sono anche 2 fotografi d'eccezione. Eh sì, perché Miss Venice in ogni tappa seleziona dei fotografi amatoriali o professionisti e gli dà in palio un ingaggio. Il più votato di tutte le nostre tappe, quindi con lo scatto che farà durante la serata, il più votato in Facebook sulla nostra pagina di Miss Venice, avrà la possibilità non solo di partecipare come fotografo ufficiale della serata finale il 7 agosto a Venezia, ma anche l'opportunità di prendere l'ingaggio, il lavoro del calendario finale delle nostre Miss, quindi il calendario 2017 con le Miss che arriveranno in finale tra le 6 vincitrici. Quindi insomma un applauso ad Antonella Sessolo, eccola qui, alla mia sinistra, e Federico Bolzon alla mia destra. Li vedrete girare avanti in 3 da questa passerella. Voi siete pronti per l'ultima uscita? Questa è l'uscita che io effettivamente preferisco, perché sfilare è facile, presentarsi è abbastanza facile anche quello, però insomma interpretare un qualcosa non è mai così facile, anzi forse è la cosa più difficile, perché poi si dà un tema ma ognuno può interpretarlo a proprio modo e non è detto che sia come tutti lo pensano. Insomma, l'anno scorso proprio in questa piazza io ricordo che abbiamo dato il tema di Malefica, perché c'erano le protagoniste della Walt Disney, sono uscite tutte vestite da Malefica e una sola è vestita da fata. E io dico, ma com'è possibile che questa è uscita da fata se il tema era Malefica? E giustamente lei mi dice, ma Elisa, lei alla fine del film diventa buona, e io l'ho interpretata così. Quindi è stata, vedi, ognuna ha la ciliegina sulla torta per la serata, quindi sono davvero curiosa di capire come le nostre Miss abbiano interpretato il tema aria, che devo dire non è facile. Giurati, voi che ne pensate? Come vi immaginate il tema aria? Il vuoto. Davide, il nostro giornalista, un qualcosa di vaporoso. Va bene, dai. Filippo? Fresca. Melissa? Tu cosa hai interpretato nel tuo anno? Cosa c'era? Sì, c'erano le dive, l'interpretazione dagli anni 50. Cosa avevi tu? Non c'eri? Come non c'eri, Davide? Sì che c'eri. Mi sa che eri pin-up. Bene, vabbè. Allora, siccome vedo che siete in tantissime, noi abbiamo una pagina Facebook che tutti seguono, che è Miss Venice Beach, io vorrei fare un selfie assieme a tutti voi, così poi andate lì e vi cliccate, io c'ero. Carmine, vieni? L'abbiamo cambiato, non è più in... Anche per no, scusa Carmine, passerella, giustamente. Vai. Giustamente ci sono anche tantissime signore qui che hanno piacere di vedere un bell'uomo. Insomma, grazie. No, stavi meglio con la divisa. Vabbè, dai, facciamo un selfie tutti assieme. Vieni qui, tutti con le mani in alto, e poi quando ci vediamo domani su Instagram e su Facebook tutti assieme, io c'ero. Entro domani, perché le miss tra un po' escono. Dai, vai. Li vediamo? Non si vede nessuno. Senti, lo fa anche la Mara Venier, posso farlo pure io sul palco. Ecco, bella Carle! Vieni Carmine. Grazie. Carmine, hai già distribuito tutti i nostri finger food? Io vorrei di nuovo, anche visto che ci siamo, ringraziare i nostri partner, quindi il Comune di Caorle in primis, il Centro Vacanze Pra delle Torri, il nostro media partner il Gazzettino, Beggy, Coraia, Paradise Beachwear, il Casino di Venezia Meeting and Dining, dove faremo la nostra serata finale il 7 di agosto, anzi se qualcuno di voi vuole partecipare alla serata di gala, è una cosa diversa e particolare, andate sul nostro sito internet, sulla pagina Facebook e chiedete informazioni e potete anche prenotare. Gardaland, Abate Zanetti e Mimai, Gigi, Airpoint Serena di Caorle,
partner del food, il caseificio di Roncade, Dimensione Carne, marchio qualità verificata e Unicarve, Prosecco Cade il Sole, birra Leffe Royale e la nostra sicurezza. Io gli ringrazio Secur Vigila che ci mantiene sicuri durante tutte le nostre serate. Quindi ci siamo col tema aria. Siete pronti? Vediamo come l'ha interpretato la nostra Miss Venice Beach 2015, Linda Bani. Bene, ecco. Che cosa? Nel Moglianese? Ma quello è il fidanzato? Ti piacerebbe? Ti piacerebbe? Fidanzato? Dove sta il fidanzato, Linda? Quale fidanzato? Linda non c'ha il fidanzato. Ragazzi, fatevi avanti, poi ecco, mettiti in coda. Mettiti in coda, mettiti in coda. Mettiti in coda, dopo. Parliamo dopo. Linda, come hai interpretato? Ecco, guarda di qua abbiamo i Carlotti che la vogliono anche qui. Quindi poi c'è una bella sfida tra Mogliano e Caorle. È della tua città? Ma io non ci ho mai visto. E allora portale un mazzo di fiori e invita alla cena, porca miseria, no? Dove sono gli uomini che fanno queste cose? Basta, non ci sono più. Linda, allora dimmi come hai interpretato questo tema aria, secondo te? Sicuramente la leggerezza, io mi sento un po' come la regina dei venti del nord, non so come spiegare. Una regina dei venti del nord, bene. Allora, visto che sei una regina dei venti del nord, andiamo a vedere le nostre regine dei venti di Caorle. E vediamo che siamo qui a Caorle, mettiamoci qui di lato e andiamo a conoscere la numero 1, come ha interpretato il suo tema aria, Asia Genovese di Venezia. Bellissima. Procediamo con la numero 2 di Udine, Anna Lungheu.
10 Anna Baldi di Spinea. 12. Che hanno prontamente sommato i voti delle 3 votazioni, quindi da 1 a 10 il massimo di votazione che può prendere una miss nelle 3 uscite è il 30. Immagino che sarà stato un compito arduo perché io le ho spiate, erano davvero molto belle. Sì, è stata molto difficile questa serata. Bene, vai Linda veloce perché dobbiamo fare veloci e dobbiamo contare tutte le schede. Com'è andata, giurati? Melissa, com'è andata? La prima volta che sei nella nostra giuria o eri andata anche l'anno scorso, quando eri al posto di Linda? Ciao, fanno le foto tutti, posso farne una anch'io? Fermi là. Batch, musica. Che si fa per recuperare qualche secondo utile per dare tempo a Linda che è lenta? Vai Linda, vai Linda. Bene, un attimo, un altro secondo di pausa perché ci vediamo tra poco con la votazione finale, l'elezione delle 4 miss che passano il turno. Che dite? Abbiamo la nostra miss vincitrice? Facciamo un po' un toto miss? Allora, curva nord, la miss 8, 1, 10, 7, 1, di qua, 1, 8, 1, 9, 1, 4, 8, 7, 10, vabbè insomma abbiamo fatto la plane. Eccoli qua i nostri baldi giurati, venite qui con me. Allora, Riccardo, assessore alla pubblica istruzione, il vice direttore di Preda delle Torri, Filippo Fagiotto. Dov'è Filippo? Eccolo qui. Alice Grando di Grando Gioielli, il Gazzettino Davide De Bortoli e Melissa Rizzetto, Miss Venice Beach 2014. Bacia, direi hanno sfilato tutti. Ci vuole un'altra sigla. Venice Beach 2014, Melissa Rizzetto.
fare la sfilata. Però visto che siamo in casa vostra, in rappresentanza del nostro sindaco, lo salutiamo, Luciano Striu. No, se vuoi abbiamo il DJ, pronto per mettere... Com'è andata, Riccardo? Spettacolare, guarda, non è grande. È la prima volta che ti trovi in giuria in un evento e sei un sostituto, è un impegno, ma il prossimo volta sono io. La prossima volta adesso non fai più sostituto. Bellissima esperienza, Bene, ci fa piacere. Poi come vedi la piazza sono già le 11:30 passate e la piazza è ancora piena di gente. Ringrazio comunque tutti i miei concittadini e i gentili ospiti per questa presenza magnifica. Grazie a voi Caorle, che da 6 anni ci date la possibilità di venire qui in questa... Io Caorle la chiamo una bomboniera, ho fatto tante cose, l'ho portata in tante mie trasmissioni, è davvero una piccola bomboniera ed essere qui comunque è un onore, grazie. Noi ti aspettiamo nel prossimo anno. Io ci sono, sempre qui, ormai una volta squadra che vince non si cambia. Non si cambia mai. Bene, quindi auguriamo buone vacanze a tutti i nostri ospiti, anche ai nostri turisti, e che si divertano qui nella città di Caorle, nel mare, nel litorale veneziano. Bene, chiamiamo le nostre miss e ci mettiamo sempre di lato. Bac, vai con la sigla. Siamo pronti con la scheda? Chiamiamo anche allora il nostro Alvise, la nostra... Linda, ce l'hai tu o c'è Alvise di Securvige, la nostra guardia giurata, che ci porta la busta? Chi ce l'ha la busta, ragazzi? Ah, ce l'hai tu, vieni, allora vieni. Tieni la salda, eccola qua, posso sbirciare? No, non si sbircia. Rullo di tamburi, Bac. Allora voglio ricordare che 4 di loro passeranno il turno. 4. Vuoi portarne una a casa tu? Tu hai già sbirciato? Ma tu non devi sbirciare. Allora 4 di loro andranno in finale il 7 di agosto al Casinò di Venezia, nel magnifico palazzo Vendramin Calergi sul Canal Grande. Zitta, non dare informazioni. Mi tocca tenderla, guardati. A me tocca tenderla sempre. Le altre però hanno un'altra possibilità, cioè tutte le nostre miss sono iscritte nel nostro sito www.missvenice.it e quindi consiglio a tutti di andare a votare la vostra miss preferita, perché se non ha passato il turno in una delle nostre selezioni ha la possibilità di arrivare in finale con la fascia di Miss Gazzettino. Verrà premiata direttamente a Palazzo Vendramin Calergi la sera della finale, quindi la più votata di tutte online andrà in finale, quindi anche questa è una possibilità in più. Giustamente siete in tante, ne passano 4, avete una possibilità in più. Allora, curiosiamo? Andiamo alla numero 4, che non ci capisco una mazza fionda, perché i miei assistenti sono pari merito, ok, sono pari merito. Allora, intanto la fascia che dobbiamo dare è Miss Paradise Beachwear e io chiamerei Davide
Davide, Debord, anzi la giuria, venite qui avanti perché c'è un pari merito per il terzo e il quarto posto. Ecco perché. Purtroppo è difficile, ma bisogna fare anche questo sul palco. Quindi, questa volta le voglio far sfilare però, perché è una cosa importante. Hanno totalizzato 124 punti e mezzo. Adesso vorrei sapere qual è il giurato che ha messo il mezzo voto. Chi è che ha messo il mezzo voto? Filippo? Alice? Eri indecisa, va bene. Facciano un passo avanti. Comunque sono passate tutte e due. Dobbiamo solo capire chi è la quarta e chi è la terza. Sono passate tutte e due. La numero 7, Patrizia Crosato. E la numero 1, Asia Genovese. Allora, vai Asia, passerella. Il quarto posto, ciò significa che dovete dare un punteggio per chi è arrivata quarta secondo voi e per chi è arrivata terza. Sono passate tutte e due, quindi sono in finale. Dobbiamo solo capire con quale fascia, con fascia Miss Paradise Beachwear o la fascia di Miss Coraia. Quindi Riccardo, il tuo voto, nel senso che vuoi far arrivare quarta la numero 1 o la numero 7? Quarta la numero 7. Quarta la numero 7. Melissa, per te? Sono d'accordo perché mi piace molto anche la grinta della numero 1. Bene, allora 2. Davide? Numero 1. Numero 1. Filippo? Numero 1. Vabbè, Alice, tocca a te. Chi arriva quarta? La numero 7 o la numero 1? Numero 7. La numero 7 è Miss Paradise Beachwear. Vieni Riccardo a premiare la nostra Miss. Per lei il costume Paradise e una pochette offerta da Becky e i prodotti Coraia. Bene, vai Patrizia, un'altra sfilata. Quindi con 125 punti, perché abbiamo il mezzo voto in più, Miss Coraia premia Melissa
Andiamo. Vai Federica, scusami. Perché la prima fascia è la tua. Sì. È Pra delle Torri, centro vacanze, un centro vacanze qui a pochi minuti da Caorle, un centro vacanze molto importante con un golf, giochi acquatici. Dove è finito il microfono? Chi ce l'ha? Alice. Vieni Alice anche tu, adesso lo premiamo con tutti i premi, un premio offerto anche dalla gioielleria. Vabbè. Vogliamo dire due parole sul Pra delle Torri, Filippo? Vi aspettiamo. Vi aspettiamo numerosi per divertirvi, rilassarvi. E via, e con la nuova Miss di quest'anno, perché anche l'anno scorso abbiamo dedicato la prima fascia, quindi la vittoria di Caorle, alla Pra delle Torri, quindi alla prima Miss. È tutto pronto nel retro. Giorgia, sei pronta? Katia, sei pronta? Il mio staff? Pubblico, siete pronti? Qui siamo saliti molto di punteggio, siamo a 140 voti e mezzo, no, a dire il vero ho imbrogliato di mezzo punto perché sono 139 e mezzo, ma volevo dire conto tondo, quindi sono 139 e mezzo. Vince la fascia Miss Pra delle Torri, Miss Venice Beach Caorle, e arriva in finale